pam. Pam 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 pam. Si può. Buongiorno bellissimi, bentornati. Siamo alla 10ª e forse ultima tappa di questa avventura. Dobbiamo ritornare verso casa, andiamo verso nord, ma ci fermeremo in alcuni luoghi, faremo delle tappe scelte come sempre da voi tramite i sondaggi e prima di raggiungere il Friuli passeremo anche per la Toscana perché accompagniamo Nazario che ha delle cose da fare là. Seguitelo anche sul suo canale che vi mostrerà tutto quanto. Zanzi, sei pronto? No. Siamo a Termoli, abbiamo deciso di fare già una pausa Sono le 11:30 da dire. e pranzeremo a un buonissimo all you can eat giapponese. Itadakimasu. Hai mai sentito mashita? Vai, assaggia il sashimi. È crudo. Cascate del Verde, arriviamo! Stiamo arrivando! Benvenuti a Borrello, benvenuto Zanzi a Borrello. Siamo arrivati, questa è la località dove ci sono le cascate del Verde, che sono le cascate più alte, le cascate naturali più alte d'Italia. Ed eccole qua ragazzi, del 1919, le cascate di qua. Belle. C'è il bagno? Non crede, no, non ci cascate. Le cascate del Verde, in uno scenario imponente di emozionante bellezza, dominano la media valle del Sangro, scorrendo fra bastioni di roccia e boscose pareti a strapiombo, fra imponenti torrioni e pinnacoli calcarei. Le cascate del Verde interrompono il corso dell'omonimo torrente, sospeso ad oltre 300 metri su rocce calcaree e marne che poggiano su argille vari colori. Vari colori, mai sentita questa parola? Sono senza dubbio le cascate naturali perenni più alte dell'Appennino, poiché le sue acque, attraverso 3 salti, precipitano per oltre 200 metri d'altezza prima di confluire nel fiume Sangro. Ma perenni non dovrebbe voler dire che ci sono tutto l'anno, o perlomeno che iniziano perenne, ma del verde no. Beh, ma che comunque è molto bello. Bello da vedere se ci fosse un po' d'acqua. Dici che le cascate dovrebbero essere tipo là? Sì. Ma sono perenni. Per 20 anni. Ecco, l'acqua della cascata non l'abbiamo vista, in compenso mi sa che vediamo un'altra acqua adesso. Destinazione? Destinazione adesso, ora come ora, direzione Rieti. Andiamo un po' là, un po' qui, un po' là. Dove va? L'aquila. Dove ci porta l'acqua. Sì, ci stiamo. Dici? Io esco. Dove siamo arrivati? A Salmone. Dopo le cascate abbiamo deciso di proseguire un pochettino, non c'è stato il tempo per creare un sondaggio e lungo la strada abbiamo scoperto questa cittadina che si chiama Sulmona, che è molto carina, storica, c'è un acquedotto medievale, una chiesa di San Panfilo. È molto conosciuta per i confetti. Esatto, tra l'altro dopo mangiato cercheremo subito un punto dove fermarci con le tende perché domani mattina passeremo proprio davanti alle gole del Sagittario. Anche qui non ci sarà tempo e non sarà il caso di fare un sondaggio perché ci passiamo proprio davanti e quindi sarà la prima esplorazione del mattino.
L'abbiamo trovata! Oggi dormiamo qui. Io? No. Voglio dormire nel cofano della macchina. Tu sei un cofano. Non è che sia proprio il posto ideale. È tranquillo, silenzioso, ma è tutto bagnato. C'è un sacco di umidità. Buonanotte Zanzibus. Ma buongiorno Simo. Buongiorno. Andiamo già a prendere un bel caffè di quelli grossi così. Caffettino preso e adesso siamo riusciti anche a lanciare il sondaggio per la prossima destinazione. Intanto che ci rispondete, che prendete una decisione, andiamo a visitare le gole del Sagittario, che sono proprio qua dietro l'angolo. Zanzi, vedi quello? No, che ci sono gli alberi. Quella si chiama Anversa degli Abruzzi e ci troviamo nella riserva naturale regionale Gole del Sagittario, Oasi WWF. Voglio dedicarla a mia sorella Letizia, che è del Sagittario. Marina, mi dispiace, ma prima o poi troverò anche il Capricorno. Ah, che bellino! Prendiamolo. Non sono mele, non sono pere, sanno solo ciò che non sono. La riserva naturale regionale Gole del Sagittario è stata istituita nel 1997 dalla regione Abruzzo, ma già dal 1991 il territorio di circa 450 ettari era tutelato dalla presenza di un'oasi WWF. Vi sono le rupi ed i ghiaioni calcarei, i prati aridi, la vegetazione delle sorgenti, il bosco mesofilo di fondovalle, la faggeta e le praterie primarie d'alta quota. Nella riserva è confermata la presenza del lupo e dell'orso marsicano, che qui fa registrare il maggior numero di avvistamenti al di fuori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. C'è un bagno qui vicino. Ah sì, era poco prima. Porca miseria. Allora Zanzi, come ti sono sembrate queste gole? Hanno un po' di catarro all'interno, però secondo me con una medicina si può sistemare. Aggiustare. Sì. Carine, onestamente mi Ma, aspettavo sì. più tipo canyon. Anche io. Sì. Sì, È sì, molto sì. bello, è un percorso nel bosco, c'è il ruscello, è molto molto carino e rilassante. Il fatto che si passa nel bosco non ti permette nemmeno tanto di vedere le montagne così come sono divise. Ecco, diciamo che passandoci vicino vale la pena fare una passeggiata, ma non so se la metterei come destinazione di un viaggio. No. Bene, prossima destinazione? Prossima destinazione, adesso andiamo a prenderci un caffè. Come mi sono messo io al volante, tutte le strade sono tutte particolari. C'è una buona.
abbiamo raggiunto Civita. Che spettacolo. Coi sondaggi avete scelto che fossimo noi a decidere dove fermarci e noi abbiamo deciso tra l'altro una delle opzioni che avevamo dato, che è Civita di Bagnoregio, e vi dirò, così da lontano è uno spettacolo, direi ottima scelta. Che meraviglia! Questo dovete sapere che è un antichissimo borgo etrusco, si chiama Civita, la città che muore, perché a parte il fatto che ci sono solo 10 abitanti, ma anche le pareti rocciose si stanno lentamente sgretolando. E una cosa che pochi sanno è che è una delle zone più radioattive d'Italia, perché il tufo all'interno contiene delle sostanze particolarmente radioattive. E queste sostanze sono l'uranio 238 e il torio 232. Non si sa se sto... È un coniglio. Ehi, gatto. Ciao, ti sei girato. Ecco. È troppo bello comunque, siamo in una città unica in Italia e passiamo mezz'ora a fare foto al gatto. Il gatto più bello d'Italia. Mi sembra così... radioattiva. Almeno è attiva, dai. Almeno questo. Comunque scendiamo di qua adesso. Va bene. Anzi, che cosa sta succedendo qui? Bella, davvero bella, ne valeva assolutamente la pena di fare questo stop. E comunque noi scherziamo tanto sulla radioattività, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che non sono livelli pericolosi. Quindi e adesso andiamo a scoprire se si può andare alle terme di Saturnia anche di notte. La prima cosa che facciamo sarà buttare il ghiaccio nell'acqua per vedere se realmente l'acqua resta calda oppure no. Cosa stai dicendo? Mentre venivamo qua ci siamo informati e abbiamo scoperto che alla cascata del Mulino le terme sono libere e aperte 24 ore su 24, quindi tecnicamente ci possiamo già andare. E non sappiamo per dormire. Vediamo un po', casomai troviamo un punto di sosta, altrimenti ci apriamo i lettini e dormiamo sull'acqua. Eccoci qua, tende piazzate. E adesso ci andiamo a buttare nelle terme. Non vi farò vedere anche perché lascerò il telefono qui e tanto è buio, non si vedrebbe molto, ma non vi preoccupate perché domani mattina mi sveglierò all'alba e vi farò vedere le cascate del Mulino di Saturnia alle prime luci del mattino.
Che meraviglia! È vero, raga. Che risveglio! Ci sarà sicuramente sotto un signore con il fornello che riscalda il tutto. Si chiama Efesto. E noi siamo il suo spezzatino. Prossima destinazione? Pisa. Pisa! Andiamo Tutta a... storta questa giornata, Timo. Andiamo a droppare Zanzi. Com'è che siamo finiti a Lucca? No, abbiamo sbagliato strada, ragazzi. In qualche modo siamo finiti a Lucca e questa sarà l'ultima tappa di questo viaggio. Abbandoneremo qua il caro Zanzi che poi nei prossimi giorni farà dei cammini sulle Alpi Apuane e poi proseguiremo verso il Friuli. Forse faremo una tappa lungo la strada in solitaria, però sono un po' stanchino, quindi può essere anche che andrò dritto verso casa. Che voglia di arrampicarsi qua sopra. A Lucca c'è la chiesa di San Michele, dove appunto troviamo questa statua dell'arcangelo Michele che adesso vediamo, dove ci sono diversi diamanti, si dice. Però ci sono alcuni punti dove basta mettersi, guardare l'angelo e si vede brillare la pietra. Hai visto il diamante di San Michele? L'ho visto e l'ho rubato, andiamo. È abbastanza incredibile il fatto che abbiamo iniziato questa avventura con San Michele e la finiamo con San Michele. Non sono mai stato particolarmente religioso, ma chissà, magari è un segno. Oggi siamo fortunati perché siamo accompagnati da una vera esperta di Lucca, che è Marica, e la trovate sui social come la bimba della carrozza, perché normalmente porta i turisti in giro per Lucca con la carrozza, con i cavalli, e racconta tutte queste cose che adesso ci sta raccontando. Lucca è una città molto antica, di oltre 3000 anni, fondata dagli Etruschi e poi sviluppatasi in 3 epoche importanti, nell'epoca romana, medievale e rinascimentale. Quindi la prima città è stata con i Romani e tutt'oggi la città romana di Lucca si trova sottoterra, solo che l'unica parte, diciamo, riscoperta e visitabile è qui. Oggi vi facciamo vedere solo alcune di tutte le chiese che ci sono a Lucca, perché in totale al momento ce n'è 86, di cui 14 utilizzate per le messe. Una volta ce n'erano addirittura 142, e questo perché i nobili dell'epoca pensavano che erigendo una chiesa si potevano assicurare il perdono e quindi il paradiso. Ciao Marica, grazie! Niente, ciao! Zanzi, è la nostra ultima mezz'ora insieme. Adesso lo portiamo in un posticino dove lui starà con la tenda, domani parte per le Alpi Apuane e noi proseguiamo verso il Friuli. Ci mancano 8 ore di viaggio, ma probabilmente le facciamo tutte di fila. Sì, ma non deve andare. Non mi lasciare solo. Questa è mia, Sembri troppo contento di andare via. questa è mia. Oh, questa è mia. No. Adesso mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e anche a quello di Nazario, Nazario Onesta. 20 giorni passati con il grande Naz, in qualcosa che non puoi descrivere in nessun modo, Simo. In nessun modo positivo almeno. Ciao, patati!